I locali del Silvolli Trebaseleghe in maglia bianca, guidati da Luciano Sturam e Paolo Filippi, sono in campo con Alberto Niero alzatore, Mattia Perini opposto, Marco Nepitali e Lorenzo Monari schiacciatori, il capitano Omar Squizzato e Samuele De Benetti centrali, Fabio Balaso libero. Gli ospiti pisani dell'Arca Pallavolo Cascina in divisa bianco-rossa, allenati da Fabrizio Ricoveri, schierano Tommaso Lazzeroni alzatore, Alessandro Ciappi opposto, Dario Sansonetti e Mario Rosati schiacciatori, Francesco Pitto e Luca Orsolini centrali, Riccardo Grassini libero. Inizio brioso del Silvolley, che marca punti con Perini e con 2 muri vincenti di De Benetti, portandosi avanti sul 4-1. Il Cascina risponde col centrale Orsolini e con l'opposto Ciappi, ma il Silvolley non sbaglia nulla in attacco e va alla prima pausa tecnica in vantaggio di 3 punti. I toscani ripartono a 1000, riuscendo a pareggiare e a portarsi avanti sull'11-9 grazie ai contrattacchi vincenti di Sansonetti e Ciappi, seguiti dall'ace di Rosati. Nel Silvolley entra la banda Martino Volpini per Monari. I ragazzi di Sturam forzano il servizio raccogliendo preziosi frutti con 2 ace di Squizzato e Niero. Il muro blocca le bande biancorosse e l'attacco funziona con Nepitali e Perini che spingono i locali sul 15-13. Il servizio incisivo del Silvolley limita le opzioni tattiche del Cascina, che non riesce a utilizzare i centrali, vedendo crescere il gap sul 21-17 col contrattacco vincente di Marco Nepitali. I pisani si affidano alle potenti bordate di Ciappi, avvicinandosi sul 22-21, complice un attacco fuori di Perini. Ma il finale sorride al Silvolley, che difende e va a segno in contrattacco con Volpini, vincendo quindi il primo set per 25-21 in virtù del diagonale out di Sansonetti. Il Silvolley rientra in campo con Martino Volpini, ex di turno, confermato al posto di Monari. I ragazzi di casa continuano a giocare con la stessa intensità del primo set, in battuta, a muro e in difesa, mentre davanti Perini, Volpini e Nepitali rispondono sempre presente alle alzate precise di Alberto Niero, ottimo regista. I pisani controbattono colpo su colpo con le devastanti schiacciate di Alessandro Ciappi e i primi tempi di Francesco Pitto, restando appaiati ai locali nella prima metà della ripresa. Il Silvolley adotta una distribuzione di gioco variata, con attacchi alternati da ogni zona del campo, mentre l'alzatore toscano Lazzeroni, figlio d'arte, serve spesso e volentieri anche in seconda linea il forte opposto Ciappi, che si dimostra un'incredibile macchina da punti, il miglior marcatore del match con 20 attacchi vincenti e il 61% di positività. I padovani conquistano un mini break di vantaggio sul 13-11 in virtù del contrattacco vincente di Mattia Perini, incrementandolo poi sul 16-13 col muro punto di Alberto Niero. Il gioco del Silvolley è fluente ed efficace, mentre i toscani dipendono in gran parte dal micidiale e inarrestabile Ciappi. I locali però hanno più frecce al loro arco, dimostrandosi superiori a muro, in seconda linea e nella fase breakpoint. La formazione di casa conduce con 1-2 punti di margine, giovandosi dei positivi attacchi dai lati di Nepitali e Perini. Molto bene anche Capitan Squizzato, ed è proprio il centrale numero 10 del Silvolley a metter giù il primo tempo del 21-18 per i locali, che allungano sul 23-19 col secondo tocco vincente di Niero. Il set sembra già nella cassaforte del Silvolley, invece così non è, perché i padovani sbagliano 2 attacchi con Perini e subiscono l'ace di Pitto, che perfeziona la perentoria rimonta del Cascina sul 23 pari. È il momento cruciale. L'ottimo Nepitali risolve un'azione rocambolesca inchiodando il pallone del 24-23 per il Silvolley, che poi tira fuori il coniglio dal cilindro con l'ace di Omar Squizzato, conquistando il secondo parziale per 25-23. Il Cascina riparte confermando il centrale Matteo Ridolfi, già subentrato a Orsolini nella fase finale del secondo set. L'avvio vede il Silvolley meno preciso in ricezione, coi toscani avanti di 2 punti sul 4-2, ma Squizzato fa ripartire i locali, stampando 2 primi tempi da applausi e un ace che portano i padovani sul 7 pari. Poi un muro vincente di De Benetti e un abile attacco in palleggio di Niero perfezionano il break sul 9-7. Il Cascina colpisce con l'ottimo primo tempo di Pitto, servito al bacio da Tommaso Lazzeroni, rientrando quindi sul 10 pari grazie all'attacco out di Perini. Le squadre si equivalgono con gli ospiti che crescono in difesa, recuperando palloni impossibili, e il Silvolley che fatica a metter giù la palla, ma che sfrutta al meglio le sbavature della ricezione e gli errori in attacco dei pisani, riportandosi in vantaggio di 2 lunghezze sul 15-13. Martino Volpini replica l'ennesimo attacco micidiale dell'opposto Ciappi. I toscani balbettano in ricezione, venendo immediatamente puniti da Squizzato e soci che allungano sul 17-14. Il Silvolley capisce di avere la vittoria in pugno e continua a battere con incisività, sfruttando le incertezze della seconda linea pisana.
Gli ospiti riducono il distacco sul 18-17 grazie al contrattacco vincente di Rosati, ma la difesa biancorossa cade sotto i colpi di Marco Nepitali e Mattia Perini che proiettano i locali sul 21-17. È lo strappo decisivo, il break che consente ai padovani di giocare con sicurezza e tranquillità lo scorcio finale del match, andando ancora a segno col preciso lungolinea di Perini e con l'ace di Nepitali. Il Silvolley vola sul 23-18, anche Ciappi sbaglia mandando fuori un contrattacco. Infine il muro vincente di Mattia Perini su Sansonetti chiude sul 25-19 il terzo set e l'incontro, facendo esultare il pubblico di Tre Baseleghe. La partita è stata equilibrata sul punteggio finale, in realtà poi a metà di ogni set il Silvolley era nettamente in vantaggio. Noi abbiamo fatto fatica nelle azioni di break point e abbiamo sofferto la loro battuta. Di conseguenza poi il loro attacco, che comunque è abbastanza fisico, molto variato, ci ha messo in difficoltà anche sul muro. Quindi ecco, la differenza è stata netta, anche se poi sul punteggio, come avete visto, eravamo abbastanza vicini, però ecco, siamo sempre stati dietro. Abbiamo iniziato bene la partita e quindi ci siamo piano piano tolte delle soddisfazioni, siamo stati più che altro sicuri in tutti i fondamentali questa partita, cosa che è mancata nelle altre partite, negli altri match, e piano piano abbiamo preso fiducia dei nostri mezzi, delle nostre capacità e pallone dopo pallone siamo riusciti a portare la vittoria a casa. Sapevamo che loro avevano qualche problemino in ricezione e abbiamo provato questa settimana soprattutto la battuta. Ecco, penso che siamo riusciti a battere molto bene oggi, a metterli parecchio in difficoltà e poi vorrei fare complimenti ai miei compagni perché abbiamo ricevuto veramente bene e quindi il mio compito è stato agevolato parecchio, ecco, insomma. È stata una prestazione sicuramente convincente dal punto di vista soprattutto caratteriale, dal punto di vista tecnico-tattico abbiamo sfruttato le nostre potenzialità, giocando bene al centro, cercando di annullare il loro gioco al centro, anche se chiaramente non ci siamo riusciti sistematicamente, e cercando di organizzare un po' il muro e la difesa sul loro attaccante più forte, Ciappi, che a tratti ci ha infastidito, ma a tratti siamo riusciti a contenere. Sono molto contento perché dal punto di vista caratteriale, appunto, la prestazione è stata convincente. Al di là del risultato di oggi, che risulta per noi importantissimo ai fini della classifica, quello che più a noi preme sottolineare come Silvolley è l'anno estremamente importante che stiamo passando e vivendo tutti quanti. La congiuntura economica, come si suol dire, non è dell'ottimale e appunto per questo motivo le società, il Silvolley in particolare, sta incominciando a guardarsi sul proprio futuro che sicuramente in queste fasi difficili diventa ancora più positiva come idea, proprio perché si vuole mettere le basi per quello che è il futuro che noi vediamo abbastanza roseo, avendo messo tanta della nostra energia su tutto il nostro settore giovanile che rappresenta per noi lo fiore dell'occhiello, per cui mettere le risorse a disposizione dei nostri giovani è quello che noi intendiamo fare, che faremo sempre, giovani che intendiamo anche quelli della prima squadra, perché la nostra prima squadra, ricordiamo, è stata rinnovata per 8 tredicesimi e per cui estremamente giovane per quello che è la media delle altre società appartenenti al nostro girone.